dalla Corte dei Conti al Comune, l'ovovia sul ponte di Calatrava sarà rimossa, costata 2 milioni di euro, utilizzata pochissimo, ora richiede altri 40.000 euro di smantellamento. I borseggiatori a Venezia rappresentano un problema sempre più grave, un comitato di residenti si mobilita per chiedere più controlli e pene più severe. Il 2018 è stato l'anno nero del turismo, con una diminuzione di fatturato del 15%, a soffrirne di più gli hotel di fascia alta, gli albergatori, i visitatori italiani dimezzati dalla crisi economica. Mentre a Venezia si contano i danni per l'acqua alta di giovedì sera, Pellestrino del sistema delle pompe di sollevamento, che in passato aveva registrato più di qualche pecca, ha salvato l'isola. Inchiesta migranti, depositate le intercettazioni telefoniche dell'allora prefetto Domenico Cuttai, avrebbe avvisato sistematicamente dell'arrivo delle ispezioni a Conetta. 4 appartamenti occupati abusivamente sono stati sgombrati dalle forze dell'ordine a Musile di Piave, gli occupanti sono stati allontanati dal territorio comunale. La corsa alla candidatura olimpica di Cortina Milano 2026 si sono conclusi sopralluoghi dei commissari del CIO, verdetto più che positivo, e un sondaggio nazionale conferma l'appoggio al sogno olimpico. Buonasera e ben ritrovati da Venezia. Dunque, l'avete sentito, l'ovovia sul ponte di Calatrava sarà rimossa, il via libera al Comune arriva dalla Corte dei Conti, costata 2 milioni di euro e scarsamente utilizzata, ora costerà altri 40.000 euro di smantellamento. La Corte dei Conti ha dato l'ok al Comune di Venezia per la rimozione dell'ovovia sul ponte di Calatrava. A Cafarsetti non aspettavano altro, ma temevano la contestazione del danno erariale. I consulenti incaricati hanno invece evidenziato come la responsabilità cada sul progettista e non sull'amministrazione comunale, alla quale anzi la magistratura sembra pronta a fornire gli elementi necessari per rivalersi in sede civile. L'ovovia di Calatrava a qualcuno poteva ricordare una capsula spaziale, ma della capsula spaziale aveva solamente il prezzo, 2 milioni di euro, non certo la rapidità, visto che per percorrere qualche decina di metri impiegava ben 17 minuti, in condizioni di viaggio che d'estate possono anche risultare poco gradevoli, se è vero che sotto il solleone la cabina raggiunge la gradevole temperatura di 50 gradi. Viaggiare su questa ovovia rimarrà comunque un privilegio che hanno provato in pochi. La sua ultima corsa risale al maggio 2015 e nel corso degli anni l'opera si è trasformata da aiuto ai diversamente abili per l'attraversamento del ponte a monumento allo spreco, tanto che il prossimo viaggio sarà verso il deposito. L'ovovia è, diciamo, la ciliegina sulla torta del ponte di Calatrava, che è il ponte più contestato e controverso di tutta la città di Venezia. E ricordo che l'ex sindaco Cacciari aveva promesso ai cittadini che sarebbe costato poco, 5 milioni delle vecchie lire. Bene, siamo arrivati a quasi 13 milioni di euro come costo complessivo a carico dei cittadini. Sull'ovovia ne sono state dette ovviamente di tutti i colori. Memorabile ad esempio la protesta del febbraio 2013, quando di fronte all'ennesimo rinvio dell'inaugurazione gli attivisti di Venezia.com si erano presentati ironicamente armati di sci e passamontagna. L'inaugurazione avvenne poi qualche mese dopo, a novembre. Nel maggio 2015 però una coppia di turisti americani era rimasta bloccata dentro l'ovovia per alcuni minuti. Ora lo smantellamento costerà ulteriori 40.000 euro e i disabili potranno usare gratuitamente il vaporetto tra Piazzale Roma e la stazione. Ed ora invece andiamo a sentire come i veneziani hanno accolto la notizia della rimozione dell'ovovia. Lo sai che rimuovono l'ovovia? Sarebbe ora. Perché? Perché mi pare che sia stata una spesa inutile e utile a nessuno e inutile per tutti. Ma perché l'hanno fatta allora? Saperlo, non ho idea. Purtroppo in Italia Venezia fa parte dell'Italia, quindi anche questo è uno spreco enorme. Oltre a rovinare, diciamo, l'estetica, perché francamente il ponte mi piace come è fatto dal punto di vista tecnico, però questo è un obbrobrio. Penso dei cartelli con scritto cosa? Per ricordare quanto è costata e quanto è servita. Quando c'è un servizio perfetto che si chiama battello, che funziona tutta la notte, basta dare la gratuità per il traghetto agli handicappati. Io non l'ho mai vista utilizzata in realtà, non vengo spessissimo, però non mi è mai capitato di vederla utilizzata. Se da un lato c'è l'indignazione dei veneziani per un'opera che si è rivelata costosa quanto inutilizzata, dall'altra c'è l'aspetto, se vogliamo, curioso e singolare di un'ovovia che rappresenta per i turisti un oggetto misterioso dall'utilità oscura. Immaginavo che fosse un qualcosa per attraversare il ponte. Forse poteva essere un presidio per qualcuno.
Presidio di cosa? Tipo, non so, le gavite, quelle che c'erano fuori a caserme, penso a cose del genere, un controllo. È un cesso. In che senso? In senso tondo. Neppure tra i turisti stranieri la situazione migliora. Per quanto si sforzi, questa coppia di vietnamiti non riesce a trovare un uso all'oggetto misterioso che ha di fronte. Oh, what is that? You know that? No, I don't. I'm sorry. I have no idea. Non ha idea di cosa si tratti neppure questo signore nordamericano. Da canadese conclude: mi sembra una di quelle cose nelle quali si entra dentro, si chiude la porta e si visitano le cascate del Niagara. Over Niagara Falls. Okay. Continuiamo ora con la cronaca. I borseggiatori a Venezia rappresentano un problema sempre più grave ed un comitato di residenti si è mobilitato per denunciare la situazione. Attenzione al portafoglio. Detto in veneziano, occhio al taccuin può anche ispirare simpatia, ma il problema è davvero serio. L'enorme afflusso di turisti ha da tempo reso la città terreno fertile per le scorribande di gruppi ben organizzati di borseggiatori che prendono di mira con destrezza zaini, borse e tasche d'ogni genere. La protesta del Comitato Cittadini Non Distratti intende sensibilizzare istituzioni e potenziali vittime. Perché la mascherina? Perché sono ladro e sono anche incinta. No, vediamo. E io posso fare quello che voglio, posso rubare, tanto nessuno mi tocca, sono impunibile. Purtroppo qui a Venezia ogni giorno ci sono ragazzine di 13-14 anni, sistematicamente incinta per non essere punibili penalmente, che borseggiano decine e decine di turisti ogni giorno, e non sono turisti anche veneziani purtroppo. Il Comitato Cittadini Non Distratti è composto da residenti abituati a tenere gli occhi aperti. È capitato di assistere a qualche scena di borseggio? Assolutamente sì, mentre guardavano la turista negli occhi, con le mani gli rubavano all'interno della borsetta, sfidandola come, cioè scene di tutti i tipi. Il timore di borseggiatori in servizio effettivo e permanente ha costretto le persone a cambiare abitudini, come racconta questa italo-americana residente a Venezia. Non porto un portafoglio, porto un piccolo carta di credito che è dentro la borsa, dentro un zip, dentro un altro. Ma perché io ho voluto cambiare mia vita per proteggere me? Perché che tutta questa gente è in giro? Le richieste basilarmente sono due: severità e certezza della pena e un aumento del personale di polizia locale dedicato nello specifico ad un pericolo che riguarda anche i residenti. C'è un racket fortissimo che lucra sul fatto che il turista arriva a Venezia, si vede di fronte a questa splendida e unica città al mondo che però viene usata e violata quotidianamente, minuto per minuto, dalla malavita. Dopo un 2018 da dimenticare soprattutto per gli hotel di fascia alta, segnali di ripresa in arrivo. 2 settimane a Pasqua. Dopo un 2018 da dimenticare, il turismo a Venezia torna ad essere un grande volano economico per la città. Il 2018, e quindi l'anno orribile degli albergatori veneziani, sembra essere ormai alle spalle. Il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, Claudio Scarpa, fa un primo bilancio. Il 2018 è stato un anno orribile per gli alberghi veneziani, soprattutto per quelli di fascia alta. Abbiamo portato, nonostante le presenze siano rimaste le stesse, abbiamo portato una diminuzione di fatturato di circa il 15%. Le cause della flessione sono state ben individuate ed analizzate. È andata male per il fatto che il Comune ha preso dei provvedimenti, a mio modo di vedere, giusti, ma dall'altro lato la stampa internazionale si è accanita contro questi provvedimenti, giungendo addirittura non venite a Venezia, evitate di venire a Venezia, e su questo sono affiancati piuttosto purtroppo alcuni altri movimenti locali che hanno colto l'occasione per fare polemica di carattere politico. I segnali di ripresa dopo il buio si vedono e sarà un inizio di primavera davvero scoppiettante. Pasqua, quest'anno abbiamo il ponte del secolo, abbiamo uno dei più grandi ponti di sempre, perché con pochissimi giorni di ferie gli italiani potranno fare quasi 20 giorni di vacanza. Ci auguriamo che nell'ambito di questi 20 giorni trovino il tempo di venire a Venezia. L'invito degli albergatori veneziani, attraverso le parole di Scarpa, è che in particolar modo gli italiani possano riscoprire la bellezza di Venezia come meta turistica.
Purtroppo gli italiani a causa della crisi economica sono diminuiti drasticamente, fino a pochi anni fa erano il 20% delle presenze turistiche nazionali, adesso sono non più del 10%. Speriamo che nonostante la crisi trovino la voglia di venire nella nostra città, perché è una clientela che è sempre stata affezionata e sempre stata molto considerata dai nostri alberghi. Mentre a Venezia si contano ancora i danni per l'acqua alta straordinaria di giovedì sera, a Pellestrina le cose sono andate meglio. Mentre si contano ancora i danni, si rincorrono le polemiche per l'acqua alta di giovedì sera, imprevista, arrivata a quota 134 cm rispetto ad una previsione iniziale di 120, c'è un'isola che sorride, Pellestrina. Questa volta il sistema delle pompe di sollevamento, che in passato aveva registrato più di qualche pecca, ha tenuto e funzionato alla perfezione. La nuova rete, messa in atto da Insula, ha tenuto l'isola all'asciutto. Nemmeno una goccia d'acqua è entrata nei punti più bassi dell'isola, come San Pietro in Volta, nel centro del paese, e i sestieri Vianelli e Busetti. Queste zone, senza l'entrata in funzione delle pompe di sollevamento, sarebbero certamente finite sott'acqua, con una quota di marea così alta. Il presidente della municipalità dell'isola Pellestrina, Danny Carella, come tutti i 3.000 residenti, può tirare un sospiro di sollievo. La constatazione che la scorsa notte Pellestrina è rimasta sostanzialmente all'asciutto è sicuramente positiva. È il segno peraltro che tutte le segnalazioni che sono state fatte nel corso degli anni non sono segnalazioni futili e pretestuose, sono segnalazioni che servivano a individuare il problema. Soddisfatto anche il consigliere comunale delegato del sindaco alle isole Alessandro Scarpa Marta, che pochi giorni fa aveva promosso un sopralluogo sul posto insieme ai tecnici di Insula proprio per questo problema. Ora il presidente Carella guarda al futuro. È stata fatta una manutenzione seria e programmata e adesso ci auguriamo che in vista poi della prossima stagione delle acque alte, quindi a partire da ottobre-novembre di quest'anno, si sappia fare una programmazione ancora più dettagliata in maniera che per Pellestrina l'acqua alta possa diventare finalmente solo un ricordo e non più una fonte di apprensione per tutti i suoi abitanti. Ed ora parliamo invece dell'inchiesta migranti depositate nei giorni scorsi, le numerose intercettazioni telefoniche dell'allora prefetto Domenico Cuttaia, che avvisava sistematicamente la cooperativa Edeco Ecofficine dell'arrivo delle ispezioni al centro di accoglienza di Conetta. Buongiorno, senta, io domani mi farei una passeggiata a Cona. Così l'allora prefetto Domenico Cuttaia avvertiva i vertici della cooperativa Edeco Ecofficina dell'imminente ispezione. Sono numerose le telefonate intercettate nel corso dell'inchiesta coordinata dalle procure di Padova e Venezia e depositate nei giorni scorsi dopo la chiusura delle indagini. Secondo la Guardia di Finanza era praticamente normale che ai responsabili di Cona fosse anticipato l'arrivo di controlli da parte delle prefetture e delle ULS, ma anche la visita di politici e delle istituzioni. In questo modo i vertici della cooperativa potevano organizzarsi e far arrivare al centro più personale, cercando di nascondere di fatto la carenza di operatori nel centro, contestata dalle Fiamme Gialle. A Cuttaia viene contestato di aver avvertito almeno in 4 occasioni tra il 2015 e il 2016 il centro. Più tardi viene il viceprefetto perché stiamo avviando una serie di verifiche su tutti i centri di accoglienza. Questa è un'altra chiamata alla vicepresidente di Edeco. Cuttaia, interrogato, ha sempre respinto ogni accusa negando di aver mai avvisato nessuno. Ai magistrati ha spiegato che si trattava di una drammatica emergenza e che il suo timore era che chiudessero il centro e non avrebbe saputo dove sistemare i migranti. Ricordiamo che chiuse le indagini sono 12 in totale gli indagati. Ed ora ci spostiamo a Musile di Piave. 4 appartamenti occupati abusivamente sono stati sgombrati dalle forze dell'ordine.
2 nuclei familiari hanno posto resistenza e su questo infatti è proprio per questo l'operazione è durata tutta la mattinata fin poi le prime ore del pomeriggio, però poi insomma si è risolta positivamente. La polizia locale di Musile di Piave e i carabinieri di San Donà hanno sgomberato 4 appartamenti occupati abusivamente in un condominio di via Amalfi che ne comprende 8. Un intervento coordinato con il supporto dei servizi sociali per la presenza di alcuni minori. Già da tempo il condominio era oggetto delle attenzioni del comando di polizia locale. Era un contesto degradato, ma soprattutto un contesto dove questi extracomunitari, in parte anche italiani, occupavano abusivamente l'immobile. Quindi il proprietario dell'immobile si trovava degli inquilini dentro irregolari con contestuale pagamento dell'IMU al nostro comune e non potendo usufruire degli introiti degli affitti evidentemente, ma a parte questo noi vogliamo, come è giusto che sia, che le persone che risiedono nel nostro comune siano persone regolari. Gli occupanti abusivi sono stati allontanati dal territorio del comune di Musile e gli 8 appartamenti risultano attualmente liberi e nella piena disponibilità del custode giudiziario. Occorrono delle misure post-sfratti per far sì che queste persone vengano indirizzate attraverso i giusti canali di assistenza perché non vadano a buttare giù altre porte, ha commentato il presidente dell'Ater di Venezia Raffaele Speranzon. A chi invece non intende adeguarsi e persiste in un certo stile di vita che comprende l'illegalità, va fatto capire che qui per loro non c'è più posto. Le persone che risiedono nel nostro territorio in modo regolare, che si trovano in difficoltà, possono sicuramente accedere ai servizi sociali del comune ed avere gli aiuti previsti dal nostro regolamento, dalla normativa. Chi invece occupa appartamenti in modo abusivo oppure non ha i requisiti di legge per poter stare nel nostro territorio ovviamente deve essere allontanato. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali ed ora parliamo della candidatura olimpica invernale di Cortina Milano 2026. Oggi nel capoluogo lombardo si è conclusa la settimana dei sopralluoghi dei commissari del CIO, iniziata a Venezia lunedì. Verdetto più che positivo ed un sondaggio nazionale conferma l'appoggio al sogno olimpico. It's not very difficult to see that there's a lot of interest here, a lot of support, a very warm welcome. L'inizio a Venezia 5 giorni fa con l'entusiasmo del capo della commissione di valutazione Octavian Morariu, la fine a Milano in queste ore. E la settimana del sopralluogo del CIO per la corsa di Cortina Milano 2026 finisce con un dato chiarissimo su tutti, 83%. È la cifra del sostegno degli italiani secondo il sondaggio che lo stesso Morariu ha presentato. L'83% favorevole alla candidatura. Decisamente una cifra diversa rispetto al 53% registrato nella popolazione svedese per Stoccolma. Mai avuto dubbi? Beh, direi che poi fuga ogni dubbio nelle menti di coloro che pensano che le Olimpiadi siano sprechi o altre robe del genere. Quindi avanti ancora, la comunità è con noi, il popolo è con noi e soprattutto abbiamo un bel progetto e delle belle realtà da promuovere. Mazzaia lancia un appello pure ai media. La squadra siete anche voi. Se qualcuno inizia a sputtanare, questa roba non funziona più. Dobbiamo lavorare insieme fino al 24 giugno. Avete l'opportunità di dimostrare l'orgoglio italiano. Dateci una mano, diamoci una mano. Un appello per una corsa già forte, come ha sottolineato Morariu. Siamo soddisfatti, dice il commissario CIO. La candidatura corrisponde perfettamente all'agenda 2020 che punta a ridurre i costi e massimizzare la sostenibilità. È una straordinaria candidatura. Il team italiano ci ha messo moltissima passione, ha approfittato della propria esperienza. Tutto ciò rende la candidatura di Cortina Milano decisamente molto solida. Una candidatura che ieri ha ricevuto dal governo la lettera di garanzie finanziarie per sostenere il progetto. Sigillo finale. Prossimi passi, mercoledì nuovo vertice a Palazzo Chigi per fare il punto della situazione, poi, come annunciato dal presidente del CONI Malagò, il 7 maggio conference call con le federazioni degli sport invernali di tutto il mondo riunite a Brisbane. Un vertice di natura tecnica in cui il gruppo di lavoro, così come Stoccolma, dovrà dare delle risposte. Poi, dice Malagò, prepareremo tutta l'attività e il lavoro per la decisione del 24 giugno a Losanna. Treno partito, prossima fermata, traguardo. Lavorare con solidità, valorizzare le nostre peculiarità, quelle positive e soprattutto fare le cose in maniera tale che le Olimpiadi arrivino e il 24 giugno è molto vicino. Taglio del nastro a Mira per il parcheggio scambiatore lungo la strada regionale 11, un'opera lungamente attesa soprattutto dai pendolari.
Strategico anche come parcheggio scambiatore e non a caso i 50 posti auto di via Mocenigo a Mira si inseriscono in una prospettiva più ampia di mobilità sostenibile. Il taglio del nastro che segna la fine dei lavori e l'entrata in servizio ufficiale dell'area rappresenta un tassello di un progetto che intende migliorare gli spostamenti dei cittadini con un occhio di riguardo particolare all'ambiente. Un intervento atteso da tempo, dove prima c'erano le pozzanghere, adesso c'è un tessuto drenante. Abbiamo portato ordine e anche un bel po' di tecnologia in un parcheggio che è rivolto alla cittadinanza, ma anche appunto ai lavoratori e agli studenti che devono prendere l'autobus, perché in un secondo momento, tra poco, inizieranno anche i lavori per la sistemazione delle 2 fermate dell'autobus qui vicine. Un'area tornata funzionale a ridosso di un'arteria importante come la strada regionale 11, precedentemente oggetto di più di una lamentela per la pavimentazione in terra battuta e ghiaino che in caso di pioggia la trasformava in una gigantesca pozzanghera. 5 mesi di lavoro, sono 50 posti auto, 2 dedicati alle persone disabili, arriveranno anche delle colonnine elettriche per le ricariche green. L'intero lavoro è costato circa 230.000 euro perché abbiamo dovuto anche acquistare il terreno che era di proprietà privata. Ed anche questa sera parliamo del nostro piccolo Joe. Beh, un regalo così non ha prezzo, perché arriva direttamente dal cuore e punta al cuore della sua adorata sorellina Miriam, che domenica compie 9 anni. Ormai da quando parliamo del piccolo Joe è subito emozione. Dovremmo esserci abituati. Dovremmo, ma ogni volta vengono toccate le corde più profonde dei sentimenti, e a sentire questo cucciolo pieno di carica che canta per la sua inseparabile Miriam, beh, non si può restare indifferenti, perché tutti conosciamo questa storia difficile e stracolma di speranza, questa corsa che è stata fatta per arrivare a un traguardo che pareva così lontano, ma che la vostra bontà ha reso possibile. Ricordate la stessa Miriam cosa diceva al nostro microfono qualche tempo fa? Vorrei ringraziarvi perché state aiutando il mio fratellino e prima o poi vorrei vederlo correre in bicicletta con me. Per giocare assieme e fare i matti in bicicletta assieme? Sì, e anche far impazzire la mamma. L'augurio lo facciamo oggi noi a Miriam, ed è quello di continuare a divertirsi come una matta con il suo fratellino Giovanni e far impazzire la mamma, come diceva lei. Le auguriamo di essere felice e riuscire a trovare sempre il lato buono e positivo della vita. Una festa per Miriam, che significa stare insieme al suo inseparabile monello fratellino, alla sua coraggiosa mamma Erika, al suo papà e a tutti voi telespettatori del nostro gruppo Media Nord-Est. E insieme a Joe, ancora una volta, diciamo alla bellissima Miriam: manda un bacio a Miriam. Ed è davvero tutto da Venezia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Peggiora nuovamente il tempo, una nuova perturbazione sarà responsabile di qualche pioggia che bagnerà le nostre regioni nel corso di domenica, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto andrà meglio al mattino, ma dal pomeriggio avremo piogge sparse, piuttosto frequenti un po' ovunque, localmente anche alternate a qualche schiarita. Migliorerà ovunque entro la notte. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime stazionarie tra 12 e 15 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. La giornata risulterà ancora perturbata, specie a partire dal pomeriggio, dove avremo precipitazioni diffuse un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime oscillanti invece tra 12 e 15 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Avremo maggiori spazi soleggiati al mattino col passare delle ore, nubi in aumento con qualche rovescio a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime sui 19 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.